Vi do una comunicazione molto interessante. Noi cittadini di Agrigento abbiamo vinto una causa. Abbiamo vinto una causa relativa a un tratto di strada che va dalla strada statale 115 verso il bivio per San Leone di Viale dei Giardini. Una strada pericolosissima dove avvengono molti incidenti, sono avvenuti molti incidenti, una strada ricca di curve tortuose e noi cittadini di Agrigento della zona abbiamo raccolto circa 500 firme e non solo, abbiamo fatto come insieme sociale e come cittadini della zona, abitanti della zona residenti, abbiamo fatto anche delle pecche a suo tempo al commissario del libero consorzio comunale di Agrigento, il giudice dottor Di Pisa. Queste pecche che abbiamo fatto consistevano in un sollecito riguardoso, con molto riguardo, per cercare di attenzionare la vigilanza nella zona, perché era è stata molto praticata da camion grossissimi con rimorchi, i quali hanno dissestato la strada stessa, hanno realizzato smottamenti, frane e hanno realizzato anche in queste curve incidenti. Ma non solo, qualche abitazione che è in curva ha avuto delle sollecitazioni di tipo franoso e qualche casetta addirittura è scivolata di molti centimetri. Queste pecche che sollecitavano il libero consorzio del commissario Di Pisa naturalmente non avevano risposta. L'unica risposta penso che sia cronologicamente, c'è il sospetto che potrebbe essere coincidente, ma un sospetto, un punto interrogativo. All'ultima pecche il pomeriggio arrivano i vigili della provincia e fanno la contravvenzione al primo cancello, alla siepe di curve e al secondo cancello. Praticamente il nostro avvocato ha creduto opportuno avanzare una causa. Abbiamo fatto la causa, l'abbiamo vinta perché la verità è venuta a galla, cioè i cancelli erano regolari, la siepe era regolare, era preesistente e non potevamo essere oggetto, o meglio soggetti che dovevano essere sanzionati. Per cui praticamente è valsa la verità e siamo contenti che finalmente il nostro commissario nuovo, il commissario che si è insediato da poco, il generale Raffo, ha attenzionato non solo tutte le strade della provincia, ma anche queste in particolare, inserendo il divieto del tonnellaggio, e quindi possono camminare solo furgoni, i camion grossi che hanno creato danno sono stati esclusi, e ha attenzionato anche le altre strade. E noi cittadini di Agrigento in coro unanime siamo solidali al comportamento di questo commissario